Allora, mi presento, io sono Alessandro Sandionigi, sono un consulente strategico che in parole povere vuol dire che creo aziende, strutturo aziende, aiuto le aziende a fare in modo di espandersi, ma questo è il mio passato. Oggi io sono il co-founder di Generation Warriors con la mia socia, che adesso con la scusa, non solo l'avete già vista, la conoscete perché è quella famosa dei due, ma con la scusa io attivo anche la mia condivisione schermo. Vi dicevo, co-founder di Generation Warriors, realtà fondata con Marta Basso, che è quella appunto famosa dei due che vedrete da qualche parte sui social, soprattutto la vedete molto più di me, e realtà che si occupa di comunicazione, quindi il nostro lavoro è comunicazione intergenerazionale, quindi come aiutare le aziende a cambiare pelle e cambiare la percezione che l'esterno ha della loro azienda. Quindi ci occupiamo proprio di creare contenuti, di sviluppare storytelling aziendali proprio per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business. Allora, vi dicevo, qua i due bellissimi soci e founder di Generation Warriors, noi ci occupiamo di creare contenuti e strategie video attraenti che appunto possano supportare le aziende a innovare la loro percezione esterna. Questi sono solo alcuni degli eventi o dei media che hanno parlato di noi, non ve lo dico per autoreferenzialità, non siamo tipi da autoelogiarci, ve lo dico perché tutto quello che un po' vi ha già detto Marta, un po' vi dirò io oggi, è frutto dell'esperienza, quindi o esperienza nostra o esperienza dei nostri clienti, che sia il gruppo Mediaset, che sia la PMI, non è importante in questo momento, ma dovete sapere che è frutto di esperienza diretta, per cui non è teoria, è frutto di case history, di casi studio creati sul campo giorno dopo giorno, da un annetto a questa parte. La domanda chiave di oggi, di questo webinar, è quale problema ci interessa risolvere, no? Quindi qual è la risposta chiave a questa domanda? Cosa stai comunicando all'esterno e all'interno per essere attraente? Quindi all'interno dell'azienda e all'esterno dell'azienda per essere attraente. Poco importa, come vi dicevo all'inizio, se siete dei liberi professionisti, quindi l'azienda siete voi, poco importa se siete imprenditori, quindi l'azienda non siete più solo voi, ma è anche un altro pezzo che siete riusciti a costruire. Poco importa anche se siete degli studenti che stanno cercando di crearsi il proprio percorso professionale. Perché dico poco importa? Perché alla fine quello che comunicate è il vostro mondo. Quindi che il brand sia Generation Warriors come azienda, che il brand sia Alessandro Sandionigi, poco importa. Non a caso si chiama personal branding, nel caso in cui io voglia comunicare me stesso, o si chiama employer branding, nel caso in cui voglia comunicare per assumere, per cercare persone, o corporate branding, quindi il branding legato all'azienda. Quindi non è importante in che momento siete voi oggi, quello che è importante è rispondere a questa domanda e cercheremo di risponderci in queste decine di minuti insieme. Cosa e come stai comunicando all'esterno per essere attraente? Nell'era dove l'attenzione delle persone è il nuovo oro, come fai ad attrarre potenziali clienti, fornitori, investitori e collaboratori? Quindi, se io devo ragionare su cosa e come sto comunicando all'esterno per essere attraente, di sicuro devo sapere che ho a che fare con l'attenzione delle persone. Oggi la cosa più importante che dovrebbe essere al centro del vostro business non è il vostro prodotto, sarò impopolare, cioè non è quello che fate, ma è dove sta andando l'attenzione delle persone e da cosa è attratta l'attenzione delle persone. Perché se io riesco a capire questo, riesco anche a capire quando è il momento di proporgli qualcosa, o riesco anche a capire cosa devo fare per comunicargli che la sua attenzione ha bisogno di essere diretta verso di me, ok? Quindi se io sto cercando su internet o sui social qualcosa da comprare, devo attirare la sua attenzione. Per attirare la sua attenzione non lo posso fare semplicemente facendo vedere il mio prodotto, dovrò pensare di costruire qualcosa intorno al prodotto o a chi lo sta sponsorizzando. Quindi se state cercando lavoro e dovete fare dei contenuti per promuovere voi stessi, non potete pensare che citare o recitare il vostro CV o i vostri studi sia abbastanza per l'azienda che vi dovrà assumere. Servirà un qualcosa attorno. Quel qualcosa si chiama
contenuto, che non è solo appunto chi siete, cosa fate, ma avrà delle altre varianti che oggi cercheremo di approfondire. Per rispondere quindi a questa domanda, dove io devo attrarre qualcuno dall'esterno, dovete seguire 4 semplici regole. La prima, sembrerà banale, ma l'ho voluta mettere, poi ENAIP Veneto mi ricorda che il Veneto è una regione particolarmente pratica, quindi che non si perde in chiacchiere, e l'ho voluto inserire per questo. Cioè, un'azienda che sta in piedi vuol dire che deve essere chiaro quello che fate al mercato, cioè a chi vi rivolgete, che cosa vendete nello specifico, che problemi andate a risolvere, per chi lo avete fatto, cioè tutta una serie di variabili che devono essere chiare per chi vi guarda, perché se non sono chiare, quindi vendete un po' di tutto a tutti, non è chiaro, avete un po' un listino di prodotti o servizi che sembra un po' stile supermercato, quindi non ha una logica, il rischio è che il contenuto vada ad amplificare questa confusione. Quindi dovete immaginare che il contenuto, come i social, e lo avete visto dal webinar di Marta, sono amplificatori, sono megafoni, per cui sono belli da utilizzare, però occhio, perché sono armi anche a doppio taglio. Il rischio è che amplifichino la confusione, la mancanza di, che ne so, di offerta, quindi c'è qualcuno che vi vuole ascoltare, riuscite ad attrarre la sua attenzione, non avete qualcosa di pronto da dargli, o non avete guardato tutta una serie di problematiche legate al vostro prodotto che impediscono all'utente di comprare. Quindi la prima regola è che deve essere molto chiaro quello che fate, per chi lo fate, cosa andate a risolvere, chi altro prova a fare la stessa cosa, quindi i vostri competitor, il vostro mercato, dovete conoscerlo molto bene. E quando dico molto bene non vale la cosa del ma io sono 30 anni che ci lavoro, questo va un po' per quelli più senior e meno verso gli studenti. Dire che è 30 anni che siete in un settore non fa di voi una persona necessariamente esperta del vostro settore. Dire che siete da 30 anni nel vostro settore fa di voi una persona sicuramente molto avanti nel percorso di chi invece deve ancora iniziare a entrare in quel mondo, in quel settore, ma non necessariamente fa di voi una persona che si è innovata, che è rimasta attenta e informata rispetto a quello che gli gira attorno, oltre alla sua realtà, alla sua azienda. Per cui avere un'azienda che sta in piedi vuol dire veramente avere le basi per poter offrire qualcosa a chi vi guarderà, perché se no tutto il lavoro fatto con Marta sui social e tutto il lavoro che oggi abbozziamo con me sui contenuti non vi servirà a nulla. Oggi quindi vedremo il punto 2 e un pochettino del punto 3. Saper produrre contenuti attraenti, quindi non contenuti a caso. Chi dice, ah, io ce l'ho il profilo Facebook, la pagina Facebook o il profilo Instagram o il profilo LinkedIn, ma meno male, cioè da una parte meno male, dall'altra se non lo usi bene forse è meglio se tu sarebbe stato meglio che tu non lo avessi quel profilo, ok? Quindi come vi dicevo, amplificatore vuol dire poi utilizzarli al meglio. Siamo qui oggi dopo l'appuntamento con Marta proprio per capire come devo riempire queste piattaforme, altrimenti è inutile che voi ci stiate sopra, ecco. Punto 3, devi avere, qua c'è un errore, devi saper pubblicare contenuti online, quindi devi saper pubblicare contenuti online vuol dire che dopo che hai creato il contenuto, hai conosciuto la piattaforma, devi sapere esattamente come quel contenuto deve andare a seguire una strategia di business. Vuol dire dove lo pubblico, quando lo pubblico, per chi lo sto pubblicando, uso del budget o non lo uso per farlo vedere a più persone che non mi conoscono. So analizzare i dati, le metriche delle piattaforme social per capire come sta andando. Ho un'offerta già pronta da collegare a dei contenuti. Ho una serie di altri contenuti che si parlano, quindi non è un contenuto ogni tanto, no, ma io ho fatto un post il mese scorso, ho fatto il post 2 settimane fa. Nel frattempo tu sei sparito dalla rete, se l'ultimo contenuto l'hai fatto un mese fa o 2 settimane fa. E tra poco lo vedremo con i numeri alla mano, adesso sarà ancora di più così, perché oggi l'online è diventata un'urgenza, nonostante anche prima fosse un'opportunità, oggi è diventata un'urgenza, è sempre uguale l'opportunità, quella che c'era prima c'è oggi. Peccato che oggi è diventata un'urgenza. Cosa succede quando c'è urgenza? Che tutti si buttano lì. Per cui, che lo facciano bene o male, sarà molto più difficile crearsi uno spazio online, motivo per cui, indipendentemente da dove siate, studenti, professionisti o imprenditori, l'importante è iniziare. Cioè, c'è solo una cosa da fare, iniziare, che è quello che
cercherò di fare oggi con questi spunti di riflessione. Il quarto punto non lo vedrete con me, perché è una cosa che riguarda più la vostra strategia commerciale e la strategia commerciale o di marketing dell'azienda. Dovete avere un'offerta coerente ai punti sopra, quindi coerente al contenuto creato, alla strategia di contenuti creata, e che sia coerente alla vostra azienda, al vostro business. Quindi se ieri vendevate sedie, o vendete qualcosa di affine, di vicino a quel contesto, altrimenti se mi mettete a vendere mascherine perché funziona così, adesso attenzione che non è proprio un passaggio molto semplice, quindi in alcuni casi è stata la salvezza di alcune aziende, ma perché è coerente rispetto al processo produttivo, in altri casi non serve a niente aggiungere in un'azienda che vende tutt'altro le mascherine per cercare di tirare i remi in barca e tenere in piedi la baracca. Quindi vediamo un attimo il contesto in cui siamo immersi oggi. Passaggio generazionale, che appunto è il nostro tema, per questo ci chiamiamo Generation Warriors, cioè dobbiamo capire che oggi la comunicazione sta subendo un passaggio generazionale. Il che vuol dire, attenzione, noi lo diciamo sempre, non è meglio o peggio. Noi siamo portatori sani di valori intergenerazionali, cioè non è che il vecchio è vecchio e quindi ormai è andato e il nuovo è il perfetto. Non esiste questa cosa. Questo vale per gli studenti che entreranno in azienda e quindi che devono volare, tra virgolette, basso, non pensando di inserirsi prepotentemente con tutte le nuove conoscenze, le nuove piattaforme, i nuovi meccanismi che stanno nascendo, pensando che un'azienda le possa comprendere, perché non è così facile per loro comprenderli. Ma dall'altra parte, parlo ai più senior, dovete pensare che, appunto, proprio perché non è meglio o peggio rispetto a ieri, semplicemente oggi funziona così. Quindi se c'è un giovane che entra in azienda o che vi spinge verso una nuova direzione, di porre sempre un orecchio, perché non è che lui vuole perché lui è meglio di voi o del vecchio sistema, semplicemente che oggi funziona in un'altra maniera. Quindi l'incontro tra il passato, mettiamo così, che non mi piace chiamarlo vecchio, e il presente o addirittura il futuro dove possiamo intravederlo, può generare opportunità, perché genera un cambio e quindi probabilmente un'innovazione, se ben guidata. Il contesto oggi è questo. Voi vedete comunicazioni da parte delle aziende, quindi una comunicazione che di solito è basata molto di più su annunci e non su contenuti. Cosa intendo? Sono sicuro, anche se adesso non vi vedo in faccia perché ho la schermata aperta, però sono sicuro che in tanti avrete sentito quando vedete qualche azienda, qualche sito aziendale, qualche social che fa comunicazione del tipo: noi siamo i numeri uno che fanno questa cosa qua. Noi da 20 anni, 30 anni, 50 anni che siamo in questo settore qua. Noi abbiamo clienti di grandissimo calibro. Il nostro prodotto è il migliore di, vi cambierà la vita. Magari uno dice, ma alla fine cosa fai tu? Ma guarda, io vendo mele. Come fa a cambiare? Racconto sempre questo aneddoto, visto al cinema, di questo mega spot con la musica epica, da gladiatore sotto, quindi quelle musiche veramente armoniche e idilliache, questa mano di questo agricoltore con le rughe del lavoro, degli anni che si sono accumulati, e alla fine ho scoperto che era la pubblicità della Melinda. Allora, ora spero che io vi abbia strappato un sorriso, perché se vendi mele, non puoi raccontarmela pensando che io, con lo scopo che io andrò a comprare le tue mele e non quelle di un altro. Non puoi raccontarmela con questa fiction che c'è dietro, no? Quindi con questa musica epica e con queste, no, queste inquadrature, come se Mario, che era l'agricoltore, fosse l'unico che raccoglie le mele da 20 anni, 30 anni, 40 anni, ok? Sono sicuro che il competitor di Melinda o chi per esso abbia altrettanti agricoltori che sono lì da tempo e curano le loro mele in maniera esemplare, no? Però questo per dirvi perché succede questo, perché fa parte di una vecchia generazione di comunicazione, di una passata generazione di comunicazione. È la comunicazione degli spot televisivi, è la comunicazione dello spot pubblicitario. Noi oggi non dobbiamo fare annunci, non dobbiamo lanciare slogan, dobbiamo fare contenuto, che è ben diverso. Narrazione genuina, storytelling, impareremo dopo cosa vuol dire. Quindi se non faccio pubblicità, cosa faccio? Storytelling. Attenzione che lo storytelling, vedremo, non è creatività, non è appunto raccontare una favola, ma è raccontare una realtà
attraente, quindi narrare una realtà, quindi qualcosa di reale, in maniera attraente. Questo è per noi storytelling. Vicinanza, dovete fare contenuti che siano vicini a chi vi guarda. Se io racconto che vendo mele in quella maniera lì, mi stacco da chi mi sta guardando, perché uno dice, ma alla fine cosa fai? Vendi mele, ok? Quindi fammela molto più terra a terra. Uno che vuole una mela, prende la mela, cioè raccontami, se vuoi, un po' di più della mela, del gusto, di come viene coltivata, ma la mano rugosa di Mario per dirmi che tu sei il numero uno del mondo, non mi serve, non crea vicinanza, crea quasi di stacco, perché dice, sta a vedere che adesso solo lui le fa così, no? Le raccoglie così le mele, ok? Mobile first, dopo vedremo coi dati perché vi metto questo accenno come i 4 punti da seguire per creare una buona comunicazione online oggi sui social. Mobile first perché il tempo passato su mobile è molto di più, sta aumentando, quindi cosa fa la gente quando sta su un dispositivo mobile, quindi uno smartphone, un tablet? Di solito, vedremo, molto del tempo lo passa sui social network. Quindi questo fa il pari con tutto quello che un po' vi ha detto Marta, un po' vi dirò io oggi. Se c'è molta più gente che sta su il telefonino e dal telefonino quello che fa usualmente è stare sui social, capite bene che noi ci dobbiamo essere, perché se non ci siamo, come vi ho detto prima, il rischio è quello che qualcun altro ci passi davanti. Cose da non fare invece quando si parla di comunicazione. Contenuti freddi o istituzionali, quindi tutti quegli attori, quei doppiatori, quelle voci impostate o quegli slogan magari anche scritti, noi siamo i numeri uno, tutta quella roba lì, eliminatela, non vi serve. Vendere, vendere, vendere. Io lo so per chi mi guarda che è un imprenditore che lavora dentro un'azienda, che l'azienda batte cassa sul tavolo e dice io devo fatturare. Lo so, ce l'ho anch'io un'azienda, ce l'ha anche Marta, sappiamo bene, soprattutto in questo momento, che quello è quello che alla fine dell'anno dobbiamo guardare, non tanto quanto fatturiamo in realtà, ma quanto ci rimane in tasca. Quindi vendere è una priorità, però dovete pensare che oggi, proprio per il passaggio generazionale che vi dicevo prima, vendere non è la strategia, cioè vendere in continuazione in ogni mio post di comunicazione non è la strategia. Perché? Perché allontana. Sapete qual è l'effetto? Banalissimo l'esempio. Quando vi chiamano al telefono, vi dicono buongiorno, sono della TIM, sono della Vodafone, con tutto rispetto per TIM e Vodafone, lei vuole cambiare piano tariffario? No. Sapete perché dite no la maggior parte delle volte? Perché non gliel'avete chiesto. Quindi lui sta cercando di vendervi una roba che non avete chiesto. Lo stesso effetto funziona sui social. Se ogni contenuto che io sponsorizzo, che io pubblico, è puntato a vendere e qualcuno non mi conosce, quindi non è, si dice in gergo, in target, il rischio è che quello ti dica, oh, un altro, madonna, e schippi, quindi vai avanti, passi oltre e non metti attenzione. Noi vogliamo fare contenuti che accolgano attenzione. Pubblicità fake, ve l'ho spiegato prima, quindi tutto ciò fake vuol dire finto, vuol dire ricreato, vuol dire che è palesemente finto. Uno per tutti, tutto per uno, vuol dire banalmente che non va bene un contenuto non può andare bene per tutti i social, ok? Marta vi ha spiegato 2 dei social più performanti dal punto di vista anche organico oggi e più interessanti da esplorare oggi. Questo non vuol dire che non ce ne sono altri, ma soprattutto non vuol dire che il contenuto che io produco può andare bene per tutti, perché ogni social ha le sue logiche, ogni social ha le sue funzionalità, ogni social ha i suoi linguaggi diversi, quindi non può andare bene un contenuto per tutti i social. Numeri alla mano. Vi ho messo 3 dati, ve ne avrei potuti mettere molti di più e dopo ce ne sono altri, ma non vi voglio invadere di informazioni, ok? Ve ne ho messi 3 che sono fondamentali. Il 69% in più è il tempo speso sui social network ad inizio aprile rispetto a metà febbraio. Cioè in un mese e mezzo, ok, si è speso il 70% in più del tempo sui social network. Quando vi dicevo, signori e signore, questa è la partita da giocare, quindi non importa dove siete, ma l'importante è iniziare, è per questo motivo. Perché se non iniziamo, o se abbiamo già iniziato ma non strutturiamo questo percorso, il rischio lo vediamo alla fine, ve l'ho riassunto bene con una slide, ma è che qualcuno ci passi davanti. 34 milioni di italiani che ogni giorno, mediamente 2 ore al giorno, si collegano ad internet tramite smartphone o tablet. Stesso discorso di prima. Ci sono praticamente la metà degli italiani, 1 su 2, che passano 2 ore al giorno su internet da cellulare. Questo vi deve far pensare
che se lo unisco al dato prima del social network, se passa del tempo sul cellulare e molto di quel tempo lo passa sui social network, io devo esserci. 187 milioni di utenti paganti su Netflix. Perché vi ho messo questo dato e sotto avete tutte le fonti, che non sono fonti che si è inventato Alessandro Sandionigi, sono lì e sono anche abbastanza autorevoli. 187 milioni di utenti paganti di Netflix, ve l'ho messo per un semplice motivo, perché quando parliamo di comunicazione, se vogliamo fare un passaggio generazionale, creare contenuti attraenti, dobbiamo guardare più a Netflix che alla pubblicità degli anni 80-90 dove Mastrota ci faceva vedere come comprare il materasso Soffice in lattice di Emiflex. E noi vogliamo bene a Mastrota, nel senso che faceva il suo, ma è in quel contesto, ok? Oggi la televisione è ancora molto importante come contesto, come pubblico, e ha dei linguaggi, quindi giusto che uno cavalchi quel media per quel linguaggio. Però capite bene che si sta spostando l'attenzione, ricordatevi la slide di prima. Se 187 milioni di utenti paganti su Netflix stanno andando verso un contenuto di intrattenimento, perché su Netflix trovate le serie televisive, trovate i documentari, eccetera, eccetera, ma sono attratti da un contenuto che è narrato, non è pubblicizzato. Eppure se guardate le serie televisive, molte sono in realtà attività di marketing. Quando racconto il documentario di Steve Jobs, secondo voi sto raccontando un film giusto per far vedere un film o sto raccontando dell'azienda Apple? Capite bene che in realtà io posso fare comunicazione anche molto vicina all'intrattenimento. Questo non vuol dire ricreare con attori piuttosto che la fiction televisiva o la fiction della serie televisiva. Questo vuol dire che il mio contenuto deve essere attraente, perché altrimenti la gente non lo guarda, non si può appassionare alla mia azienda o al mio brand o a me stesso se sto vendendo me stesso, se non creo dei contenuti che sono attraenti. Questa slide ve l'ho messa per invece farvi capire cosa cercano le persone quando parliamo di motori di ricerca. Sono divisi per settore, quindi vedrete, per chi prima diceva che lavora nel turismo, che ovviamente per ovvi motivi la ricerca e il traffico nel settore dei viaggi è calato drasticamente del 65%. Al top abbiamo tutto ciò che riguarda la casa, il giardino, i libri, la letteratura, perché ovviamente in questo periodo ci siamo anche concentrati su altro, no? E poi avete tutti gli altri settori. Perché vi ho messo questa slide? Perché non importa dove siate come settore, come vi dicevo prima, perché questa è una situazione attuale, è una fotografia attuale, impatto Covid 2019 sulle ricerche organiche. Quando la situazione tornerà a normalità, ma anche se non tornasse a normalità, non importa dove siate in questi settori, l'importante, come dicevo prima, è cominciare un percorso di posizionamento online con i contenuti sulle piattaforme social, perché altrimenti il rischio, ve l'ho messo in una bella slide, è sparire. Ma sparire vuol dire che non siete più rilevanti nella testa del consumatore, vuol dire che faccio un esempio concreto, quando pensate a comprare un cellulare, non è che vi viene in mente una marca che non conoscete, vi viene in mente più o meno le marche che conosciamo tutti, Apple, Samsung, Huawei, quelle marche perché vi vengono prima nella testa? Perché sono rilevanti, perché hanno fanno delle azioni di marketing che permettono agli utenti di rimanere nella loro testa, ok? Se non rimango nella testa del mio consumatore, io sparisco e più contenuto verrà creato, più gente si affaccerà ai social, più sarà difficile rimanere rilevanti nella testa del cliente per dire ah, se ho bisogno di quello, vado da. Ok? Questo vale proprio anche per le piccolissime, perché Apple, Samsung e Huawei possono investire centinaia di milioni, ok? Se non miliardi in comunicazione. Noi non possiamo, ahimè, io non posso, poi non so voi se avete un'azienda così, però non potendo, non possiamo permetterci di raccontare, appunto, come dicevo prima, lo storytelling con la mano rugosa dell'agricoltore per vendere 2 mele, perché non ce l'abbiamo quel budget lì per fare quello sponsor lì. Dobbiamo andare un po' di più sul semplice, sul fruibile, su chi ci può guardare. Quindi torno a questa slide. Se l'attenzione delle persone è il nuovo oro, come faccio a creare contenuti attraenti? Partiamo da, qua vi ho messo un'altra slide, non è importante adesso, sto slittando per andare un po' di più sul concreto. Abbiamo diverse tipologie di contenuti, testuale, visuale, audio, video. Queste 4 tipologie di contenuti, quindi come faccio a creare contenuti? Prima di crearli devo sapere che contenuti ho a disposizione. Questi sono i contenuti che voi oggi avete a disposizione, o il testo, o il visuale, quindi l'immagine statica, o l'audio,
o il video, che è un'immagine dinamica unita anche alla traccia audio e possibilmente anche al testo se viene sottotitolato. Ve li ho messi non solo per essere consapevoli di quali contenuti potete creare, ma perché per noi hanno utilità diverse. Il contenuto testuale, voi magari avrete sentito negli ultimi anni parlare tanto di blog, di crearvi un blog, aprire un blog, di scrivere articoli e quant'altro. Va bene, non è che non va bene. Se siete partiti da zero o non siete ancora partiti, va bene. Perché vi dico che non è il primo contenuto e vedrete che non è il contenuto su cui puntare? Perché è utile per una nicchia della vostra comunicazione, per uno specifico ambito della vostra comunicazione, che è la SEO. La SEO è un termine complessissimo che in poche parole vuol dire la ricerca, no? I motori di ricerca funzionano per parole chiave. Quando voi avete bisogno di qualcosa, scrivete su Google o sui social o su Amazon, cercate con delle parole chiave quello di cui avete bisogno. Cercandolo, Google o chi per esso vi risponde con dei link, no? Vi dice guarda che qua c'è quello che ti vende questa cosa o qua c'è l'informazione che cerchi. Se io scrivo, quelle parole rimangono nel web e i motori di ricerca, se ben ottimizzati, i vostri siti o i vostri contenuti, vanno a prendere quelle parole chiave e quando qualcuno cercherà quella cosa, pian pianino, col tempo, riuscirà a trovarvi. Questo è uno scopo, però oggi noi dobbiamo andare, soprattutto oggi in questo momento in cui siamo, dobbiamo cercare di creare il contenuto che generi emozioni, perché alla fine quando vogliamo vendere, qualsiasi cosa vendiamo, tanto vendiamo tutti qualcosa, ripeto, che sia la mia professionalità, che sia la mia azienda, i servizi che fa, o la mia professione, se sono un libero professionista, vendiamo. Alla base della vendita ci sono le emozioni, ok? Non c'è niente da fare. Vendiamo perché scatta una leva, oltre ad un prodotto che risolve un bisogno, in realtà vendiamo, cioè proprio la pratica della vendita alla base delle emozioni. Se devo scaturire emozioni, reazioni da parte di chi mi guarda, devo farlo con un contenuto che non può essere il testo. Può essere forse il visuale, quindi l'immagine statica, ma è sempre ridotta, è lì, non ci dice niente, non parla, è statica, la guardo, sicuramente qualcosa mi suscita, ma non è ancora a quel livello. L'audio sta prendendo pian pianino piede e quindi sarà sempre di più un contenuto che possiamo anche cavalcare, ma il contenuto per noi, principe, re, imperatore della strategia social di un'azienda o per voi stessi, è il video. Ha una dimensione audio all'interno, quindi lo posso ascoltare anche se non pongo l'attenzione allo schermo, quindi immaginatevi chi lo guarda dal cellulare, se lo guarda mentre sta camminando non ha l'attenzione magari lì, perché sennò va a sbattere, magari ce l'ha lì aperto, ma lo sente nel frattempo. Lo può leggere, quindi non lo può ascoltare perché è vicino a delle persone, non vuole far rumore, non vuole neanche averlo nelle cuffie così, lo può leggere se ci sono i sottotitoli. E lo può vedere, ma vedere in una dimensione dinamica, quindi un susseguirsi di immagini che raccontano una storia e quindi mi coinvolgono. Ok? Quindi il video per noi sarà il contenuto principale per creare una strategia social attraente ed efficace. Perché il video? Vi ho messo qua altri dati, guardateveli, se non vi credete, perché fino adesso non sono riuscito a, diciamo, convincervi, avete qua una serie di dati sul perché il video, perché abbiamo scelto per noi, per i nostri clienti, di fare solo contenuti praticamente video, al 90% sono video. Un dato, l'avete qua davanti, il 72% dei clienti preferirebbe conoscere un prodotto o un servizio tramite video. La fonte è HubSpot, non è Alessandro San Dionigi. HubSpot è uno delle piattaforme, dei tool, e quindi nella loro strategia sono anche tra i numeri uno delle piattaforme quando si parla di digital marketing. Vi assicuro che i dati che raccolgono non li hanno inventati ieri. Il 72% di clienti, vuol dire 7 su 10, vorrebbe conoscere un prodotto o un servizio tramite video. Gli altri guardateveli, ma se non vi convincete c'è qualcosa che non va. Questo l'ho messo anche per un discorso di generazione. C'è qualcuno che dice, ma io i video non sono abituato, no? Ma io non li ho mai fatti, ma io sono un po' dubbioso, ma magari per la mia azienda non vanno bene. Ok, io non vi credo di base, quindi a qualsiasi di queste scuse, come le chiama Marta, non credo. Allora vi ho messo questa slide che specifica, come vedete, per chi non conosce l'inglese, male, però ve la traduco, vi sta dicendo che tra tutti i contenuti che esistono, tra gli articoli di blog, le immagini, le newsletter e i video, quello che
quello che è il preferito da tutte le generazioni, dai 18 ai 24 fino a sopra i 55, è il video. Se guardate la preferenza, quello che raccoglie più preferenze in maniera uniforme è il video. Quindi non c'è io non posso, il mio settore è differente, ma la mia azienda forse non va con i video, ma io non li so fare, eccetera, eccetera. C'è che oggi funziona così. Poi sta a noi accettarlo o non accettarlo. Il rischio ve l'ho fatto vedere prima, game over. Basta dati, vado a contenuto attraente, quindi dovrebbe esservi comparsa un pochettino una formulina. Genuinità, non pubblicità, ma contenuto genuino. Tra poco vedremo cosa vuol dire. Video come mezzo di contenuto, quindi quale contenuto metto? Devo fare video, tendenzialmente, e devo fare in modo che ci siano delle punte di storytelling. Questa parolona in inglese banalmente vuol dire che ci deve essere una narrazione, perché se devo coinvolgere qualcuno a tal punto da comprare il prodotto o servizio, farmi assumere o trovare qualcuno da assumere, lo devo coinvolgere, altrimenti cosa penserò mai di vendergli, ok? Accenni, quindi vi do degli accenni su cosa vuol dire storytelling e come lo storytelling vi può aiutare a creare contenuti efficaci. Vi ho messo questa slide per farvi capire, se da una parte, da un estremo, con un bassissimo livello di storytelling, praticamente zero, a meno che il giornalista non sia un pessimo giornalista, c'è l'articolo di giornale. Perché ho messo l'articolo di giornale? Praticamente lo storytelling è zero. Perché l'articolo di giornale, teoricamente, l'articolo di cronaca, mettiamolo così, dovrebbe narrare i fatti. Quindi è pieno di fatti oggettivi, non ci deve essere narrazione. Quindi è come se io vi dicessi, vi racconto la mia giornata, ve la devo raccontare a scaletta. Ho bevuto dell'acqua, mi sono alzato, ho fatto colazione, sono andato, ho fatto quella col cliente. Non c'è narrazione, c'è una descrizione dei fatti. Bassissimo livello di storytelling. Dall'altra parte, all'altro posto, c'è la favola per bambini, la storia per bambini, che ha degli elementi di fantasia, ma perché è alto livello di storytelling? Non tanto per gli elementi di fantasia, ma perché ha degli elementi di narrazione che rendono la storia attraente. Se voi raccontaste la stessa storia per bambini, togliendo tutti gli elementi attraenti di narrazione, che non è il drago che vola, ma proprio la storia, il protagonista, il contesto, una serie di cose che possono anche essere finti, ma in realtà sono degli elementi attraenti, ok? Allora, se voi raccontaste la stessa storia senza questi elementi, probabilmente il bambino non si addormenterebbe, molto semplicemente, ok? Questo non vuol dire però che io devo inventarmi una storia, quindi non vuol dire che voi dovete inventare cose da vendere ai vostri clienti o da raccontare della vostra azienda o di voi stessi per vendere o per comunicare efficacemente, perché ricordatevi che come percepisco la finzione di una pubblicità, percepisco la finzione di una bugia. Noi siamo in fondo, quando parlo di emozioni, perché abbiamo una parte istintiva da animali che è percepibile, se no non saremmo considerati anche dagli antichi greci animali sociali, perché ovviamente nella relazione scatta una parte emotiva, azione e reazione. Percepisco anche quando è finto qualcosa. Quindi se sto dicendo bugie o sto raccontando fantasie, si percepisce anche tramite la comunicazione e viene amplificata questa cosa. La via di mezzo è quella che io ho chiamato vlog. Il vlog, per chi non sa cos'è, è un racconto narrato di qualche situazione. Quindi i vlog più frequenti, li potete vedere dovunque su YouTube, sono i vlog, i travel vlogger. Avete sentito magari questa parola? I food vlogger. Cosa fanno i food vlogger o i travel vlogger? Raccontano, narrano o i loro viaggi, o le loro ricette, o le loro attività culinarie, quello che è. Non fanno una breve descrizione del viaggio. Allora, sono andato in Malesia, ho visitato queste città, ho preso 3 aerei. Non è interessante questa cosa. Aggiungono degli elementi che tra poco vedremo per rendere interessante il tutto. Ok? Quindi, storytelling non è fantasia, non è fare comunicazione così tanto un po' creativa, non è autocelebrazione, io sono, io faccio da 20 anni, da 30 anni, è storia, quindi una storia reale, raccontata, narrata, per fare del marketing, quindi per raggiungere degli obiettivi di conversione. Conversione che vuol dire, adesso ve lo faccio vedere,
Conversione, ecco qua, obiettivo quindi del creare contenuti attraenti è una conversione, vuol dire che io devo trasformare chi mi guarda, ve lo faccio vedere meglio in questa slide, chi mi guarda in un follower, in un nuovo cliente, poi in un cliente fidelizzato, poi in un fan. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, switcho un attimo di qua, quindi ritorno un attimo qua. Se non voglio fare comunicazione creativa, quindi giusto per farmi vedere, così faccio qualche contenuto, ma voglio portare degli obiettivi di business, come abbiamo detto prima, perché l'azienda batte cassa, io alla fine devo avere qualcosa di pronto. Vi ricordate che prima vi ho detto, se fate comunicazione e poi non avete un'offerta chiara o non avete un'offerta pronta, fate danni, ok? Quindi tutte queste parolone in inglese ve le ho messe non solo per attrarre la vostra attenzione, così mi dovete per forza ascoltare, perché se non le capite o non le conoscete mi dovete ascoltare, ma anche perché alla fine tutte queste riassumono lo stesso obiettivo, ovvero convertire. Io, chi mi guarda, devo trasformarlo in qualcuno che o compra qualcosa da me o viene a lavorare da me se sto facendo comunicazione per assumere qualcuno, o mi assume se sto cercando qualcuno che mi vuole assumere o con cui voglio collaborare. Ok? Questo quindi è il passaggio che il visitatore deve fare prima di arrivare al vostro fan. Visitatore vuol dire che non vi conosceva, vede un vostro video, vede un vostro contenuto e dice: ma chi è questo qua? Ma cosa fa? Ok? Follower lo diventa non perché lo comprate, non comprate mai follower, per piacere. Marta è ancora qua e potrebbero, non so, diventarle i capelli lisci probabilmente. Lei è riccia, se non lo sapete, molto riccia. I follower non vanno comprati, il follower lo diventa perché da visitatore avete generato una reazione di un certo tipo, un interesse, e quindi è diventato follower al punto che non vuole seguire solo un contenuto, ne vuole avere altri, vuole avere altre informazioni, altri racconti da voi. Potenzialmente quel follower, se poi cresce, lui ha quel bisogno e voi avete la soluzione a quel bisogno, lui potenzialmente potrebbe comprare, potrebbe ricomprare diventando un cliente fidelizzato e addirittura potrebbe diventare un vostro fan dicendo: ragazzi, se avete quel problema andate a comprare solo da lui e non più da nessun altro. Ok? Questo è lo scopo dello storytelling, del creare contenuti online. Per creare contenuti quindi attraenti, il contenuto è il re, ma il video è la cosa migliore. Questo ve l'ho detto prima. Eccoci qua. Allora, schema base. Schema base per creare dei contenuti attraenti. Allora, se dobbiamo raccontare una storia senza inventarcela, ma banalmente rendendola interessante, abbiamo detto che non devo inventare qualcosa. Voi tutti i giorni, se lavorate in azienda, sapete cosa fa la vostra azienda, che servizi offre, perché clienti, che bisogni va a risolvere, che cosa fate meglio rispetto a un competitor rispetto all'altro. Cioè, la prima cosa da tenere presente per fare un contenuto attraente è il contesto, l'argomento o l'ambito di competenza, l'ho chiamata lì. Cosa vuol dire? Che se non conoscete bene il vostro mondo, non c'è nessun altro che lo può fare per voi. Quindi inutile pagare agenzie di comunicazione, web agency, annessi, connessi, per fare il lavoro al posto vostro. Voi dovete trasmettere loro, e se sono dei professionisti sono loro che ve lo devono tirar fuori, dovete tirar fuori il contesto. Cosa faccio? Chi lavora con me? Che competenze hanno? Che bisogni ha il mio target? Che cosa sentono, vedono, pensano della soluzione che io posso offrire o che possono offrire altri? Tutti i primi tre elementi, contesto, target, no, i primi due, scusatemi, contesto e target, sono le cose fondamentali per creare un contenuto. Nessun altro lo potrà fare per voi. Potete trovare anche la migliore agenzia che vi dice: no, ma io vi faccio il piano editoriale, faccio i post, il video, se non date voi il contesto e chi avete dall'altra parte, quindi il target, le persone che possono comprare, di che cosa hanno bisogno, cosa pensano, cosa sentono. Sto cercando una casa, io ho un'agenzia immobiliare, devo avere presente che cosa pensa di me un potenziale cliente dell'agenzia immobiliare, dell'agente immobiliare in generale, del mercato immobiliare. Se non tengo presente questo, non posso fare un contenuto attraente. Perché? Perché il rischio che mi parlo addosso. Quindi che farò? Noi siamo l'agenzia numero uno a Milano, bla bla bla. Invece tu gli dovresti dire che magari, che ne so, hai diffidenza nei confronti di un agente immobiliare? Hai ragione, ho incontrato anch'io tanti miei colleghi che non mi hanno supportato a dovere quando ho dovuto vendere o comprare casa. Questo mi attrae, capite? È un inizio di un racconto. Perché se lui è stato in quella situazione, a me attrae. Invece iniziare un racconto con buongiorno sono di non ha interesse.
è quello che ti chiama, buongiorno, sono della, vuole un, no, non te l'ho chiesto. Quindi iniziare una narrazione sapendo dove può essere chi c'è dall'altra parte è fondamentale. Devo raccontare quindi il mondo ordinario. Perché l'ho messo così? A parte che in storytelling è una delle chiavi di come costruire una storia attraente, ma il mondo ordinario vuol dire banalmente che devo raccontare la realtà. Uno che sta cercando vendendo casa, devo sapere che cosa sta pensando, che problemi potrebbe avere, che preoccupazioni, che pregiudizi potrebbe avere, che problematiche deve risolvere, non ha il tempo di farlo e quindi devo risolvere il problema, devo magari puntare la strategia sul cavolo, stai tranquillo con noi, non hai perdite di tempo. Come faccio a farti percepire che non hai perdite di tempo? Facendoti vedere che noi, che ne so, la visita la facciamo solo quando abbiamo fatto un questionario conoscitivo che sa esattamente cosa stai cercando. Quindi non perderai tempo a vedere immobili che non ti interessano, per dire. Devo raccontare un mondo ordinario, non inventato, non noi abbiamo la casa dei tuoi sogni, perché la casa dei suoi sogni tu non sai neanche chi è. Quindi se tu mi racconti che tu hai la casa dei miei sogni e non sai neanche chi sono io, mi spieghi come faccio a crederti e a comprare, capite? Protagonisti comuni vuol dire che dovete raccontare che voi siete i protagonisti di questa storia, ma siete persone comuni. Cioè, non siete supereroi, non siete come Mario che raccoglieva mele, che quindi rispetto ad altri fa chissà dei miracoli. Siete persone come loro, come chi sta guardando il vostro contenuto, ma che avete qualcosa di interessante da dirgli. Quindi più che fare i supereroi dicendo che voi siete i salvatori del mondo o che avete il prodotto migliore del mondo, raccontate che siete come loro, che capite perfettamente che problemi possono avere, perché solo così creerete vicinanza, ricordatevi le prime regole. Chiamata all'azione. Chiamata all'azione, ci deve essere un momento in cui questo mondo ordinario io ho bisogno di qualcosa. Quindi stai cercando casa e hai diffidenza nei confronti dell'agente immobiliare, questa è una chiamata alle armi, cioè lui ha un problema e io gli sto facendo una chiamata all'azione, cioè sto dicendo sono la persona che ti può risolvere questo problema. Chiamo a raccolta il potenziale cliente, gli dico so che tu stai pensando questa cosa, quindi sappi che io sono la persona che fa per te, ma non glielo devo dire, glielo dirò poi con gli altri pezzi che vi dico. C'è bisogno che vi dico sono la persona che fa per te, quello è uno slogan, pubblicità. Qua io devo semplicemente centrare il problema. Quindi stai cercando casa e hai questa difficoltà, non vuoi perdere tempo, quella è una chiamata all'azione. So esattamente cosa stai pensando, che preoccupazioni hai quando stai cercando di risolvere il tuo problema. Poi faccio vedere una prova centrale, cioè gli spiego a quel punto, solo a quel punto, gli spiego che io ho la soluzione che fa per lui. Cioè gli dico, so benissimo che questa cosa è difficile, cioè che cercare casa senza perdere tempo è difficile perché troverai tanti colleghi che proveranno a farti vedere immobili che non ti interessano solo per venderti l'immobile, perché negli immobili che ti avevano detto che erano un modo saranno un altro, lo so quanto è difficile, quanto si perde tempo, ma ti spiego come ho risolto io il problema. Vuoi sapere come ho risolto io questa situazione? Così, prova centrale, quindi magari prenderete l'esempio, l'esito in questo caso, dovrete narrare un esito, quindi qualcosa che avrete fatto o che fate abitualmente per raccontare che quell'esito è positivo, si spera, quindi che avete affrontato quella prova in maniera positiva e che avete raggiunto l'obiettivo, la promessa che avevate fatto al vostro cliente, a un altro Mario di turno che cercava una soluzione a quel problema e l'avete risolto. E allora a quel punto quello che posso fare per rafforzare la mia storia è dire adesso ti faccio parlare direttamente con Mario o faccio parlare Mario dell'esperienza che ha avuto con me, in modo tale che rafforzo l'esito, la promessa, il cambiamento, la soluzione che io ho portato a Mario, in modo tale che anche tu ti possa convincere, non dalla mia bocca, ma dalla sua, in maniera reale ma narrata, che la soluzione che ti sto proponendo è valida. Ok? Questi qua sono avanzati, non li vediamo adesso, sono contenuti avanzati per chi di voi è più avanti in questo percorso, che rendono ancora più attraente il contenuto che state generando. Un contenuto che ha dell'umorismo può diventare un taglio del vostro contenuto video. Un contenuto che mostra vulnerabilità e sensibilità, quindi, può diventare un taglio distintivo del vostro contenuto. Un contenuto estremamente pratico può diventare estremamente interessante per chi lo guarda, e così via. Questi sono degli esempi, ve li metto e ve li cito velocemente, solo un paio, per farvi capire cosa intendo quando dico non vendete ad ogni post, ad ogni video che pubblicate. Leggo
società abbastanza grossina, non è solo un'azienda di giocattoli, diciamo, è ormai una multinazionale molto molto innovativa, perché è riuscita a uscire dal mondo del gioco, e se andate a cercare un po' di notizie su Lego capirete perché ve lo dico. In un periodo come questo non ha pensato di fare offerte o sconti ai suoi fan, ai suoi clienti. Ha pensato di fare una comunicazione, e qua ne vedete degli esempi, dove postano come i dipendenti di Lego, ok, hanno ricreato delle attività divertenti, quindi delle attività anche con i Lego, ma dove l'elemento era divertire, intrattenere, per i loro fan. Quindi si sono messi in mostra, hanno deciso di raccontare la storia dove dicono: sappiamo che in questo momento siamo lontani, sappiamo che avrete una serie di problemi, cosa possiamo fare noi che facciamo giocattoli, che costruiamo mattoncini, e che di solito vi facciamo giocare o facciamo giocare i vostri figli? Cosa facciamo? Vi facciamo vedere come stiamo giocando noi in casa. Ci hanno messo la faccia, hanno fatto dei video e hanno fatto vedere come stavano giocando in quel momento. E hanno creato relazione. Per aumentare, l'hanno fatto per loro, i dipendenti, ma l'hanno fatto anche fare dalla loro community. Quindi l'hanno fatto fare da chi compra i loro prodotti, i loro servizi. Questo è un esempio. Un altro esempio può essere quello fatto dall'Associazione Nazionale di Football Americano. Cosa fanno loro? Come la Serie A o come la Lega in Italia per il calcio, loro di solito trasmettono partite dello sport di riferimento. Quindi partite, interviste, tutto legato allo sport. Cosa si fa in un momento in cui lo sport è completamente bloccato? Non decidono di fare, che ne so, di mandare vecchie partite per tenere incollate le persone allo schermo e rievocare i loro ricordi, nonostante sarebbe potuta essere una strategia. Hanno deciso di creare contenuti gratis, quindi risorse gratuite, contenuti online per la loro community, per i loro fan, su come mantenere uno stile di vita salutare. Perché questo? Perché se tu mi segui, io azienda che promuove, diffonde contenuti legati allo sport, probabilmente sei uno sportivo, e se non lo sei comunque sei legato a quello sport. E quindi cosa faccio in un momento in cui tu ti potresti fermare o potresti essere particolarmente preoccupato? Penso al tuo benessere, come devi mantenere uno stile di vita salutare, fare attività, che tipo di attività, come mangiare e quant'altro, cosa che fanno gli sportivi. Quindi hanno scelto di uscire dalla dinamica del ti vendo qualcosa, quindi ti vendo l'abbonamento perché ragazzi, siccome la stagione ripartirà, eccetera, eccetera, sconto per tutti gli abbonati. Va bene, ma in realtà ci hanno messo qualcosa di più narrativo. Ok? Ci siamo fin qui? Questa slide ricorre, quindi dovremmo aver risposto un pochettino, dovrebbero girare un po' le rotelle, non qualcos'altro, ma le rotelle dovrebbero iniziare a girare e mettere insieme dei tassellini per costruire una strategia. Abbiamo parlato di video, abbiamo parlato di contenuto, abbiamo parlato di come creare uno storytelling abbastanza attraente, genuino, non fare pubblicità. Tutto questo pezzo dovrebbe già mettersi un pochettino in moto la macchina. Ma dobbiamo vedere anche, una volta creato il contenuto video genuino, dove io racconto il mio contesto ordinario, dove io non sono il supereroe, ma semplicemente sono una persona comune che conosce bene il problema che hai, ti propone una soluzione, poi ti racconta come l'ha risolto, devo fare in modo che tu arrivi in qualche modo a convertire, abbiamo detto, quindi a generare una reazione, quindi o che scarichi un ebook, un PDF, o che ti guardi un altro video, o che fissi un appuntamento, o che compri direttamente un prodotto o un servizio che vendo online. Devo fare in modo che quella pubblicazione porti a qualcosa di molto pratico. E allora vi dico, se questa è la macro strategia, quindi abbiamo visto cosa vuol dire analizzare il vostro contesto, abbiamo visto lo storytelling, il contenuto, le piattaforme un po' le avete viste con Marta, ce ne sono molte altre, il piano editoriale, quindi quanti contenuti creare, dove crearli, tutto questo vi dovrebbe aiutare qualcuno, dovreste farlo voi. Poi produco il contenuto, quindi devo avere l'attrezzatura, lo monto, lo creo, sto attento a non farlo troppo lungo, quanto lungo, eccetera, eccetera. Sto attento al linguaggio genuino, sto attento a tutto, a un certo punto lo devo pubblicare sto contenuto. Dove lo metto? Su quali social? A quale pubblico lo rivolgo? Con quale funzionalità?
so usare o utilizzo altre tool, piattaforme, software che mi possono aiutare a vendere, fissare appuntamenti, cioè ho una struttura commerciale che poi supporta il contenuto? Sì o no? In questo caso la risposta non ve la posso dare io, nel senso che è un argomento molto vasto, ma quello che vi ho detto prima è che dovete avere un'offerta pronta da a un certo punto inserire nella vostra strategia di comunicazione, quindi video, video, video. Scegliete o fatevi dire, fatevi consigliare su quanti video, quando metterli, dove metterli, eccetera, eccetera, ma fatevi soprattutto dire o create voi un seguito, perché una volta che uno ha cliccato lì, ha visto il vostro video, deve poter andare a fissare un appuntamento, scaricare qualcosa, approfondire, comprare un vostro corso, comprare un vostro prodotto, eccetera, eccetera. Se non avete questa parte della pubblicazione già pronta, tutta la strategia prima è pura comunicazione. Cioè voi l'avete fatto solo per riempire lo spazio online, il che vuol dire che se una volta usavate il volantino, oggi state usando un video, un contenuto. È utile? Ma dipende da cosa volete ottenere. Non è utile se volete vendere, non è utile se volete farvi assumere, non è utile se volete assumere qualcuno, perché a un certo punto ci deve essere che nei contenuti c'è qualcosa di molto pratico che la persona deve fare per entrare in contatto con voi o per comprare direttamente da voi. Quindi può essere utile per puro branding, si dice, quindi forse per farsi assumere, sì, uno dice ok, devo assumere questa persona, vado a vedermi un po' i suoi profili social, vado a vedere un po' cosa pubblica. È utile, certo, ma sarebbe ancora più utile che a un certo punto, dopo il contenuto, ci siano anche delle azioni da poter fare, che ne so, delle call conoscitive di chi entra in contatto con voi per presentarvi. Magari quella persona a cui vi presentate è un headhunter, è un HR, è una persona che lavora dentro un'azienda e sta cercando qualcuno e non ve lo dice. Quindi avere del contenuto che poi non porta, per esempio, a un'azione conoscitiva dove spendete mezz'ora di call con un calendario predefinito e fissate la call e fate la call con questa persona che è entrata in contatto con voi, ha messo like a un vostro video, ha messo un commento sotto il vostro video, è il minimo che mi aspetto se qualcuno di voi sta cercando anche di farsi assumere, di attrarre l'attenzione di qualche azienda. Quindi questo è per dirvi che va bene la strategia, va bene il creare la storia, va bene il dire ok, tutti gli elementi che mi servono a creare un contenuto attraente, va un po' meno bene se non lo sapete fare il produrre il contenuto, quindi va bene sperimentare, sperimentate ok, però se volete veramente ottenere dei risultati fate in modo che ci sia qualcuno che possa produrre del contenuto per voi, perché bisogna avere l'attrezzatura giusta, bisogna sapere che formati, bisogna capire l'aspetto visuale, tutta una serie di aspetti che non vi sto a narrare adesso, e poi fate in modo però che tutto questo lavoro atterri in qualcosa di concreto, quindi che sia il funnel, perché oggi tutti parlano di funnel, o che sia, chiamatelo come volete, per me è semplicemente l'ultimo pezzo, l'ultimo miglio della corsa, quindi se volete convertire deve succedere qualcosa a un certo punto, che io ho guardato un video, sotto il video, nel copy del video, quindi nel testo del video, sul social network di turno deve esserci qualcosa del clicca qua, fissa un appuntamento cliccando qua, scarica questa cosa per qualcosa che faccia avanzare l'utente da visitatore a follower, a potenziale nuovo cliente, cliente fidelizzato e così via. Ora, io ho quasi finito, qua ve li ho riassunti dopo per comodità vostra. Cosa dovete fare ora? Se vuoi diventare un professionista di questi argomenti, vi ho messo studia e acquisisci competenze in tutte queste aree. Non tutte così in maniera approfondita, non vi conosco, non so chi ho dall'altra parte. So che se volete diventare dei professionisti di questo ambito, quindi supportare qualcuno in questo lavoro di creazione di contenuti efficaci e storytelling, avete bisogno di conoscere esattamente questi argomenti. Se lavorate in un'azienda o siete un imprenditore o un libero professionista, quindi l'azienda è la vostra, dovete creare lo storytelling aziendale, quindi la strategia, quali sono gli elementi che voglio raccontare. Dovete produrre dei video, vi ho detto non altri contenuti per ora, provate quei video, poi andiamo a definire se è il video quello giusto, se anche qualcos'altro. Iniziate col video attraente, ok? Quindi come faccio a creare il video attraente? Ricordate gli elementi della storia. Pubblicare contenuti per raggiungere i tuoi obiettivi di business, quindi dopo che li hai creati, pubblicali e crea una strategia, quindi
Ci fai una campagna social sopra lì, ci metti del budget? No, li pubblichi in organico, vuol dire che li pubblichi e vedi come va, se c'è qualcuno che ti commenta o no. Qual è la tua strategia una volta che hai creato il contenuto? Punto di domanda. Se non avete il tempo, non avete voglia, anche se un po' di voglia vi dovrà venire, perché se avete dei professionisti che vi aiutano, vi dovrà venire la voglia, perché non possono fare tutto al posto vostro. Non avete il tempo, per qualsiasi motivo non siete nella condizione, non avete la competenza, non potete essere tuttologi, giustamente, rivolgetevi a qualcuno di esperto. Cioè fate in modo che ci sia qualcuno che l'ha già fatto, che ha prodotto dei risultati e quindi che dica, ok, guarda, non importa star lì ad approfondire tutti questi argomenti, l'importante è che mi aiuti a fare queste tre cose. Non buttate soldi in follower, ve l'ho già detto, non buttate soldi in piani editoriali, gente che vi fa i contenuti, se vedete che non approfondisce bene il vostro mondo, già quello è un indicatore. Non buttate soldi in fare video pubblicitari, quindi dove voi tutti impostati, precisi, lo slogan di turno, non buttate soldi. Se li dovete spendere, in questo momento soprattutto, spendeteli per fare una comunicazione efficace. Il rischio, non voglio terrorizzarvi, però è così, è sparire. Quindi sono contento di terminare con questa slide perché spero che qualsiasi azione farete la farete pensandoci 5 volte, perché se non occuperete quello spazio, lo farete male, il rischio è veramente questo. Già chiudono aziende anche senza la situazione che stiamo vivendo, e chi ha una piccola realtà sa bene quanto è difficile stare a galla, immaginatevi se la realtà è più grossa. Quindi se non riesco a farlo, se non riesco a fare queste cose, il rischio è ancora più alto in questo momento di effettivamente chiudere baracca e burattini. Se ci sono delle domande scrivetemele o datemi un input. Io lavoro per Lego. Tania, grande, grande. Lego è una delle aziende che io seguo più volentieri e che ha avuto una capacità di innovazione esagerata in questi ultimi anni, esagerata. Tutto il lavoro che ha fatto sulla community per creare appunto attenzione intorno a sé ed uscire dalla dinamica che vendono solo mattoncini è straordinario. Come fare comunicazione relativa al turismo in questo momento? Cinzia, bellissima domanda. Allora, in questo momento l'unica comunicazione che io vedo possibile per tutti i settori in realtà in difficoltà, quindi quelli più colpiti, è capire come io posso generare un'emozione legata al mio mondo. Cosa vuol dire? Cosa intendo nel tuo specifico esempio? Il turismo è viaggio, ok? Il viaggio è un'emozione o addirittura una somma di emozioni. Quando io torno da un viaggio, si dice sempre si torna cambiati. Ecco, tu dovresti riuscire a farmi comprendere, raccontandomi viaggi o che hai seguito o che hai realizzato o che hai fatto tu personalmente, dovresti riuscire a generarmi quelle emozioni, ok? Ricordandomi cosa vuol dire fare un viaggio. Perché questo? Non tanto per essere masochisti, perché ora non puoi viaggiare, quindi dici cosa me lo ricordi a fare? Ma non importa, mi ricordi l'emozione di viaggiare, quindi anzi mi acceleri quel processo che appena sarà possibile viaggerò. E quindi se Cinzia mi ha ricordato e mi ha tenuto compagnia nella mia testa, no? Perché quando sto su questo mi tiene compagnia, no? Se Cinzia riesce a tenermi compagnia su quella specifica tematica, quando avrò voglia sarà più facile dire Cinzia, cioè Mario, Alessandro, Cinzia ha un'offerta per te su questo aspetto. Cinzia ha qualcosa che può fare per te sul viaggio e per quanto riguarda i viaggi. Sarà più facile dire sì, Cinzia, ti dico ok. Non avrò la percezione del oddio, Cinzia mi vuole vendere qualcosa, adesso liberi tutti, no? Avrò la percezione di una persona che è riuscita a stare con me anche in un momento in cui non era possibile viaggiare, e quindi quando mi chiamerà non solo avrò più voglia, perché con lei ho seguito, no, mi sono immedesimato del viaggio in Malesia, ho detto cavolo, anch'io sono stato in Malesia, bellissima quella cosa lì, raccontata dalla tua voce e dalla tua faccia possibilmente, ma quando mi proporrai qualcosa sarà più facile dirti sì, Cinzia, accetto. Quindi io cercherei di generare quell'emozione che riporta ai viaggi, a quello che vuol dire viaggiare, a cosa si può imparare da un viaggio, a dei posti da visitare. Magari preparati già qualcosa di qualche viaggio, se li segui tu, adesso non so se gestisci la parte operativa,
o te li attribuiscono dei viaggi, quindi tour leader se sei tu in prima persona o se vieni chiamata da, però sarebbe il caso di fare qualcosa rispetto a mete che saranno nei prossimi tempi raggiungibili, quindi di prossimità, non certo magari dei viaggi che non si potranno fare. Magari racconta dei posti inesplorati della Lombardia, racconta dei posti inesplorati delle spiagge più belle d'Italia, racconta delle montagne o dei passi che non vengono di solito percorsi o non vengono conosciuti da così tanti. Racconta qualcosa che a un certo punto faccia dire: se Cinzia ha qualcosa da propormi, più volentieri lo accetto. Non so, Cinzia, se ti ho risposto, però questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Viaggio, emozione. Emozione, quando poi mi chiami per propormi qualcosa o farai delle azioni specifiche nei tuoi contenuti per proporgli un viaggio o qualcosa di simile, è probabile che accettino da parte tua questa offerta piuttosto che da qualcun altro. Rimani nella testa delle persone che ti seguono o creati un pubblico che ti possa seguire raccontando i viaggi e quello che fai. Se posso, da cliente mi viene in mente di far capire, anche alleggerendo e giocando, che anche in questa situazione spesso appesantita che appesantisce è possibile viaggiare con una sorta di nuova serenità, alleggerire i protocolli di sicurezza, normalizzarli invece che appesantirli con lo stile sanità-sicurezza. Sì, sì, sicuramente uno degli aspetti avanzati, diciamo così, dello storytelling è la parte leggera, no? Dello storytelling, quindi lì ho messo umorismo, in questo caso non necessariamente diventare un umorismo, ma si può giocare, no? Anche Lego, vi facevo l'esempio di Lego, ha fatto vedere come giocava, come passava quei momenti così di clausura in maniera divertente. Quindi l'aspetto leggero sicuramente interessante. Dove è possibile raccontare anche questo aspetto, sicuramente sì, ma nel momento in cui racconto un viaggio c'è la parte leggera, cioè non è che racconto un viaggio dicendo che ne so, la parte pesante o raccontandolo tipo dizionario o enciclopedia, quindi sicuramente la parte leggera è fondamentale. I protocolli di sicurezza purtroppo sono quelli e quindi può nel caso rassicurare su cosa può fare lei per organizzare il tutto in estrema sicurezza, quindi rassicurarli a fare questo passo sicuramente sì, che non è un aspetto leggero, questo invece è un aspetto secondo me fondamentale, quindi ti do ragione, perché se inserisci all'interno dei tuoi contenuti anche la parte di rassicurazione, che quindi viaggiare in questo momento ha anche degli aspetti di protocollo seguiti, quindi tutto a regola d'arte, sicuramente rassicuri di più chi ti guarda. Saluto tutti e soprattutto quelli che vedo, Anna, Cinzia, Luisella, vi vedo un po' tutte. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie davvero. Buona giornata e mi raccomando, create, fate. Ciao a tutti.